Primo giorno di scuola, contenti? Tantissimo. Tantissimo. Emozionati? Sì, Abbastanza, dai. Avete dormito? Sì, quello sì. Nervosismo? Sì, Che giornata sarà? speriamo che andrà tutto bene e che riusciamo a imparare qualcosa. Ore 7:50 gli studenti si preparano a raggiungere i loro istituti. Alcuni sono emozionati, altri non hanno dormito per l'agitazione. Insieme a loro anche alcuni genitori. La ragazza che è andata in prima si è svegliata stamattina alle 5:30, dunque non penso abbia dormito tanto bene. Che giornata sarà? Faticosa. Non lo so, spero vada bene. Una giornata memorabile anche per i più piccoli, con i loro trolley carichi di libri. Solo i ragazzi delle prime dovevano entrare alle 8, ma i veterani hanno deciso di arrivare in anticipo per rivedersi dopo le vacanze e scegliere i banchi migliori. Giusto per trovarci un po' prima del primo giorno di scuola, anche così per fare colazione insieme. È sempre bello trovarsi un po' prima per ritrovarsi dalle vacanze, avere un po' di tempo per riambientarsi anche con le persone a cui teniamo, insomma. Per prendere i posti. Il banco strategico. Allora, noi abbiamo pensato terza fila attaccati al muro. Questa mattina molti studenti hanno utilizzato gli autobus per andare a scuola. In diversi punti della città erano presenti bus navetta che li hanno portati a destinazione senza problemi. MOM ha istituito una task force per garantire l'accesso ai mezzi pubblici solo a chi possiede un regolare titolo di viaggio. Operative per l'occasione 6 squadre di controlleria, oltre a diversi assistenti alla clientela. Impiegate anche circa 30 persone con pettorine identificative per assistere gli studenti. Nonostante il traffico fosse intenso, sia all'andata che al ritorno, è rimasto tutto comunque scorrevole. Oggi è andato tutto bene, cioè è arrivato anche in orario il bus, e mentre di solito fanno anche tanto ritardo i primi giorni. Per il momento bene comunque, tranne qualche problema con gli abbonamenti. L'applicazione è un po' gestita male secondo me. Nei bus navetta potevano salire solo gli studenti muniti di abbonamento, il che ha provocato la rabbia di alcuni studenti. Ho scoperto stamattina arrivando che ci sono le navette riservate agli abbonamenti e quindi io non posso salire con il biglietto che ho pagato, devo per forza avere l'abbonamento. Per chi come lui provvisto di solo biglietto, a disposizione solo gli autobus di linea, rendendo di conseguenza le corse molto affollate, situazione segnalata anche da alcuni telespettatori.